Salari più alti, la richiesta è emersa nel corso dell'assemblea organizzativa della CISL del Veneto. Si chiama partecipazione al lavoro e la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato al fine di rendere i lavoratori parte attiva alla vita delle imprese. Ne ha parlato il segretario nazionale nelle scorse ore a Mestre. Con la partecipazione oggi potremmo affrontare e risolvere le tante sfide che il Paese ha davanti. Possiamo contribuire ad aumentare salari e retribuzioni, ad imprimere una forte accentuazione sulla qualità e sulla stabilità del lavoro, investire sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, recuperare produttività per poterla redistribuire migliorando le retribuzioni e riducendo l'orario di lavoro. 220.000 gli iscritti nelle liste di collocamento in Veneto, l'obiettivo intercettare e prendere in carico ogni anno 37.800 persone dei cosiddetti lavoratori invisibili da inserire nel mondo del lavoro, anche in virtù degli 880 milioni per il Veneto, dei 5 miliardi del PNRR messi in campo fino al 2026. Sindacato che nel fine settimana raccoglierà in Veneto le firme da portare a Roma. Il 13 e 14 saremo nei posti di lavoro il 13 e nelle piazze del Veneto il 14 per incontrare la cittadinanza, raccontare, spiegare la nostra proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e raccogliere le firme da presentare in Parlamento.